I commenti e dunque quando data gattare questa santa i spiscarori da Castello e Castello poi si fanno in giustizia che doveva rissa sa santa poi che diventa gattare spiscarori da Castello però era fila gattare in territorio di Elmas e dunque la santa apparteneva a Elmas, no a Castello e c'è stato. Per i festeggiamenti di Santa Caterina cominciamo a lavorare già dal mese di dicembre, diciamo, perché poi si protrae anche dopo la festa. Ci impegna molto uscire perché noi usciamo in questua, è una cosa che qua si è sempre fatta, i cittadini partecipano. Ecco, quest'anno ce la facciamo comunque. E beh, manda papà domani. Oh, così pietro, Se no volta da accanto. boh, però vale non so. Poi sul brischetto che c'è dopo in nero. State notto chisti. Abbiamo fatto un broccoli, abbiamo fatto, che bello. Cosa stai? Prima di portare la santa noi facciamo la consegna della bandiera della santa e si passa dal presidente uscente al presidente nuovo. È una cosa molto emozionante perché lasciare un ruolo così importante per la festa, cioè per il comitato, ti emoziona tantissimo. Infatti io quando ho fatto il cambio con Elena quest'anno non sono riuscita a dirle niente. Giuseppe, prima sul naso. I più anziani avanti. I più vecchi avanti. Andate avanti voi. La sposa stava aspettando, la vedi? E dopo che metti quella la pizzetta. Buone, buone. Con questi li prendo, grazie. Grazie. Stavo dicendo o stavo narrando?
Allora il sabato si parte verso le 4:30, si va a casa del presidente, tutto in corteo, si fa il cambio della bandiera. Ci tratteniamo un pochino da lei o da lui e poi si viene in chiesa, si veste la santa con tutto l'oro che ha. Questo è un compito che fanno le donne, di solito lo faccio sempre io. No, vieni da questa parte. È bene lì, dai, lascialo così adesso. Adesso fai un nodo qui, non tirarlo molto. La statua non è vestita, c'è il vestito come statua stesso, quindi bisogna mettere delle fasce per cercare di appendere tutti quelli che erano i gioielli che esistono da tanto tempo. Probabilmente adesso sarà un po' meno importante aggiungerne perché un po' il discorso viene disperso, ma allora era nel sentimento e nella devozione di ricordare Isra Karze che vota Sazanta, punti gusti che adonao Sadali, quella data signora, e lo sapevamo tutti quanti che era. Oggi capita anche che una famiglia abita in una casa e non conosce chi gli sta di fianco. La corona ce l'ho io nella borsa. Ce l'ho io nella borsa. Ah, ce l'hai tu? No, perché tu Posto? Abbassa piano piano. Passate il vetro senza romperlo. Dai. Vai Luciano. Sotto ci sono i zero, quindi servono. Guardami sopra. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Usa il centro. Il nostro camminare appresso al simulacro della Santa è un pellegrinaggio e non si può dare il pellegrinaggio senza la preghiera. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Le processioni normali attraverso la ferrovia, dove c'era il passaggio, c'era la cantoniera, prima c'era il cancello, poi hanno fatto il passaggio con l'asta, adesso quando hanno fatto il doppio binario, il passaggio di livello è stato chiuso, quindi si è dovuto trovare un altro sotterfugio, che era il sotterfugio di quando noi eravamo ragazzini per andare al mare a fare il bagno, cioè, sotto il ponte della ferrovia.
Uniamoci ancora in preghiera, di accoglienza, di giustizia, di comprensione e di perdono vicendevole quando è necessario. Nel quinto mistero glorioso meditiamo l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Padre nostro. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ora, le ultime documentazioni, devono passare alcune centinaia di anni, ci dicono che quella chiesa c'era sempre lì un custode che la gestiva, però ogni anno, nel giorno lunedì dopo la Pentecoste, si effettuava la festa di Santa Chiesa. Parliamo di 500 anni fa, le documentazioni parlano di quel periodo. Ed era una festa grandiosa, una festa in cui partecipava tutto il circondario. Cioè, questa festa con i straccas, cioè dai paesi vicini venivano con i carri che si insediavano lì e per quei 4 giorni partecipavano a questa festa, che poi era una festa reciproca, nel senso che dai paesi vicini venivano qui per la festa, anche dal nostro paese reciprocamente andavano nei paesi dell'intorno per restituire quella che era la visita. Quindi noi parliamo di Santa Greca, parliamo di Santa Vida, parliamo di Santa Maria Auta, anche Santa Caterina era dello stesso tenore. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato.